Signor Cardinale Patriarca, venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, nella magnifica cornice di questa storica basilica che in modo solenne ci accoglie, rivolgo il mio più cordiale saluto a tutti voi che rappresentate le 15 diocesi del Triveneto. Sono molto lieto di incontrarvi mentre vi preparate a celebrare l'anno prossimo il secondo convegno ecclesiale di Aquileia. Saluto con affetto il Cardinale Patriarca di Venezia e i confratelli nell'Episcopato, in particolare l'Arcivescovo di Gorizia, che ringrazio per l'espressione con cui mi ha accolto, e l'Arcivescovo di Padova, che ci ha offerto uno sguardo sul cammino verso il convegno. Saluto con altrettanto affetto i presbiteri, i religiosi e le religiose e i numerosi fedeli laici. Con l'Apostolo Giovanni, anche io vi ripeto, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Attraverso il convenire sinodale, lo Spirito Santo parla alle vostre amate chiese e a tutti voi singolarmente, sostenendovi per una più matura crescita nella comunione e nella reciproca collaborazione. Questo convenire ecclesiale permette a tutte le comunità cristiane, qui voi rappresentate, di condividere anzitutto l'esperienza originaria del cristianesimo, quella dell'incontro personale con Gesù, che svela pienamente ad ogni uomo e ad ogni donna il significato e la direzione del cammino nella vita e nella storia. Opportunamente avete voluto che anche il vostro convegno ecclesiale avesse luogo nella chiesa madre di Aquileia, da cui sono germinate le chiese del nord-est dell'Italia, ma anche le chiese della Slovenia e dell'Austria e alcune chiese della Croazia e della Baviera e persino dell'Ungheria. Riunirsi ad Aquileia costituisce perciò un significativo ritorno alle radici per riscoprirsi pietre vive dell'edificio spirituale che ha le sue fondamenta in Cristo e il suo prolungamento nei testimoni più eloquenti della Chiesa aquileiese, i santi Ermagora e Fortunato, Ilario e Taziano, Crisogono, Valeriano e Chromazio. Ritornare ad Aquileia significa soprattutto imparare dalla gloriosa Chiesa che vi ha generato come impegnarsi oggi in un mondo radicalmente cambiato per una nuova evangelizzazione del vostro territorio e per consegnare alle generazioni future l'eredità preziosa della fede cristiana. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. I vostri pastori hanno ripetuto questo invito dell'Apocalisse a tutte le vostre singole chiese e alle diverse realtà ecclesiali. Vi hanno così sollecitato a scoprire e a narrare ciò che lo Spirito Santo ha operato e sta operando nelle vostre comunità, a leggere con gli occhi della fede le profonde trasformazioni in atto, le nuove sfide, le domande emergenti. Come annunciare Gesù Cristo, come comunicare il Vangelo e come educare alla fede oggi. Avete scelto di prepararvi in modo capillare, diocesi per diocesi, in vista del convegno del 2012, per affrontare anche le sfide che superano i confini delle singole realtà diocesane in una nuova evangelizzazione radicata nella fede di secoli e rinnovata nel vigore. La presenza oggi in questa splendida basilica delle diocesi nate da Aquileia sembra indicare la missione del nostro futuro, che si apre anche ai territori circostanti e a quelli che per diverse ragioni entrano in contatto con essi. Il nord-est dell'Italia
è testimone ed erede di una storia ricca di fede, di cultura e di arte, i cui segni sono ancora ben visibili, anche nell'odierna società secolarizzata. L'esperienza cristiana ha forgiato un popolo affabile, laborioso, tenace, solidale. Esso è segnato in profondità dal Vangelo di Cristo, pur nella pluralità delle sue identità culturali. Lo dimostrano la vitalità delle vostre comunità parrocchiali, la vivacità delle aggregazioni, l'impegno responsabile degli operatori pastorali. L'orizzonte della fede e le motivazioni cristiane hanno dato e continuano ad offrire nuovo impulso alla vita sociale, ispirano le intenzioni e guidano i costumi. Ne sono segni evidenti l'apertura alla dimensione trascendente della vita, nonostante il materialismo diffuso, un senso religioso profondo, condiviso dalla quasi totalità della popolazione, l'attaccamento alle tradizioni religiose, il rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana, le molteplici espressioni di fede, di carità e di cultura, le manifestazioni della religiosità popolare, il senso della solidarietà e il volontariato. Custodite, rafforzate, vivete questa preziosa eredità. Siate gelosi di ciò che ha fatto grandi e rende tuttora grandi queste terre. La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi, rinnovati dall'incontro personale con Lui, è quella di testimoniare l'amore di Dio per l'uomo. Siete chiamati a farlo prima di tutto con le opere dell'amore e le scelte di vita in favore delle persone concrete, a partire da quelle più deboli, fragili, indifese, non autosufficienti, come i poveri, gli anziani, i malati, i disabili, quelli che San Paolo chiama le parti più deboli del corpo ecclesiale. Le idee e le realizzazioni nell'approccio alla longevità, preziosa risorsa per le relazioni umane, sono una bella e innovativa testimonianza della carità evangelica proiettata in dimensione sociale. Abbiate cura di mettere al centro della vostra attenzione la famiglia, culla dell'amore e della vita, cellula fondamentale della società e della comunità ecclesiale. Questo impegno pastorale è reso più urgente dalla crisi sempre più diffusa della vita coniugale e dal crollo della natalità. In tutta la vostra azione pastorale sappiate riservare una cura tutta speciale per i giovani, essi che guardano oggi al futuro con grande incertezza, vivono spesso in una condizione di disagio, di insicurezza e di fragilità, ma portano nel cuore una grande fame e sete di Dio, che chiede costante attenzione e risposta. Anche in questo vostro contesto, la fede cristiana deve affrontare oggi nuove sfide, la ricerca spesso esasperata del benessere economico, in una fase di grave crisi economica e finanziaria, il materialismo pratico, il associativismo dominante. Nella complessità di tale situazione siete chiamati a promuovere il senso cristiano della vita, mediante l'annuncio esplicito del Vangelo, portato con delicata fierezza e con profonda gioia nei vari ambiti dell'esistenza quotidiana. Dalla fede vissuta con coraggio scaturisce anche oggi, come in passato, una feconda cultura fatta di amore alla vita, dal concepimento fino al suo termine naturale, di promozione della dignità della persona,
di esaltazione dell'importanza della famiglia, fondata sul matrimonio fedele e aperto alla vita, di impegno per la giustizia e la solidarietà. I cambiamenti culturali in atto vi chiedono di essere cristiani convinti, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, capaci di affrontare le nuove sfide culturali in rispettoso confronto costruttivo e consapevole con tutti i soggetti che vivono in questa società. La collocazione geografica del nord-est, non più solo crocevia tra l'est e l'ovest dell'Europa, ma anche tra il nord e il sud, l'Adriatico porta il Mediterraneo nel cuore dell'Europa. Il massimo del turismo e dell'immigrazione, la mobilità territoriale, il processo di omologazione provocato dall'azione pervasiva dei mass media hanno accentuato il pluralismo culturale e religioso. In questo contesto, che in ogni caso è quello che la provvidenza ci dona, è necessario che i cristiani, sostenuti da una speranza affidabile, propongano la bellezza dell'avvenimento di Gesù Cristo, via, verità e vita, ad ogni uomo e ad ogni donna, in un rapporto franco e sincero con i non praticanti, con i non credenti e con i credenti di altre religioni. Siete chiamati a vivere con quell'atteggiamento carico di fede che viene descritto dalla lettera di Ogneto. Non rinnegate nulla del Vangelo in cui credete, ma state in mezzo agli altri uomini con simpatia, comunicando nel vostro stesso stile di vita quell'umanesimo che affonda le sue radici nel cristianesimo, tesi a costruire insieme a tutti gli uomini di buona volontà una città più umana, più giusta e solidale. Come attesta la lunga tradizione del cattolicesimo in queste regioni, continuate con energia a testimoniare l'amore di Dio, anche con la promozione del bene comune, il bene di tutti e di ciascuno. Le vostre comunità ecclesiali hanno in genere un rapporto positivo con la società civile e con le diverse istituzioni. Continuate ad offrire il vostro contributo per umanizzare gli spazi della convivenza civile. Da ultimo, raccomando anche a voi, come alle altre chiese che sono in Italia, l'impegno a suscitare una nuova generazione di uomini e donne capaci di assumersi responsabilità dirette nei vari ambiti del sociale, in modo particolare in quello politico. Esso ha più che mai bisogno di vedere persone, soprattutto giovani, capaci di edificare una vita buona a favore e al servizio di tutti. A questo impegno, infatti, non possono sottrarsi i cristiani, che sono certo pellegrini verso il cielo, ma che già vivono qua giù un anticipo di eternità. Cari fratelli e sorelle, ringrazio Dio che mi ha concesso di condividere questo momento così significativo con voi. Vi affido alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, e ai vostri santi patroni. Imparto con grande affetto la benedizione apostolica a tutti voi e ai vostri cari. Grazie per la vostra attenzione. Benedetta XVI